Sono arrivati stamattina i primi vaccini Moderna in Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima settimana disponibili anche dosi di AstraZeneca, ma Federica in aula dice sulla fornitura c'è incertezza reale e concreta. Ritornano in classe al 50% gli studenti delle superiori, prova superata. Molte famiglie hanno accompagnato i figli a scuola, alcuni istituti hanno attivato pre- e post-accoglienza. Friuli Venezia Giulia in zona gialla, una boccata d'ossigeno per ristoratori e baristi. Dopo un lungo periodo all'insegna di asporto e takeaway riaprono anche i musei che già pensano a nuovi progetti. È partita oggi la lotteria degli scontrini che assegna premi in denaro a chi effettua pagamenti elettronici. In Friuli accoglienza tiepida, pochissimi codici presentati alle casse, non tutti i commercianti sono pronti. Mandragora saluta l'Udinese, approda al Torino di Nicola. Su Instagram scrive: grazie di tutto Udine, mi avete supportato nei momenti difficili. Il mercato chiude alle 20, il punto in Sport FVG è bianco-nero. A tutti voi buona serata e ben trovati all'appuntamento con il telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Sono arrivati questa mattina i primi vaccini di Moderna in Friuli Venezia Giulia. Le prime dosi sono giunte all'ospedale di Udine, c'erano anche le nostre telecamere. I primi vaccini Moderna sono arrivati in Friuli Venezia Giulia. Alcune scatole dell'antidoto sono state consegnate questa mattina all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il carico di 66.000 dosi del farmaco destinato all'Italia è arrivato stamattina all'aeroporto di Pratica di Mare. Da qui la partenza di un volo anche per Venezia, da dove poi i vaccini sono partiti alla volta del Friuli Venezia Giulia. Se a occuparsi della distribuzione per Pfizer, BioNTech e la DHL è invece Poste Italiane tramite il suo Corriere Espresso SDA a farsi carico della fornitura. Il mezzo è arrivato in via Chiusaforte a Udine, scortato dai carabinieri intorno alle 11:40. Da qui l'ingresso nel nosocomio, dove alcune scatole di antidoto sono state prese in carico dal personale sanitario. Proprio oggi governo e regioni si incontrano per discutere come rimodulare il piano vaccini in considerazione dei ritardi nella produzione, ma anche dall'approvazione da parte di AIFA del farmaco di AstraZeneca, che sarebbe più adatto per gli under 55. Il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri ha fatto sapere che si sta lavorando su uno schema che prevede 11.200.000 vaccini rispetto ai 28,6 inizialmente previsti, una riduzione di oltre il 60%. Di vaccini ha parlato anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, è intervenuto questa mattina nell'aula del Consiglio regionale per fare il punto della situazione per quanto riguarda il Covid. Questa settimana, ha detto, sono attese 14.000 dosi della Pfizer, 1.300 di Moderna. Dalla prossima settimana dovrebbero arrivare anche gli antidoti di AstraZeneca. Il governatore ha lanciato una frecciatina all'opposizione, ad un certo punto si è interrotto perché in aula è partito un video con un intervento di Matteo Renzi. Non ha lesinato qualche critica alle opposizioni e in particolare non ha gradito un post sui social dove l'azione della regione è stata indicata con un pagliaccio, ma nel resto della relazione il presidente Massimiliano Fedriga nell'aula del Consiglio ha preferito evitare ogni polemica con un piccolo fuoriprogramma quando a un consigliere, ignoto, è partito un video con la voce di Matteo Renzi. Aleggia anche su di noi, ha ironizzato il presidente Piero Mauro Zanin. La situazione, ha detto il governatore, sta migliorando e oggi i focolai maggiori non sono nelle case e per questo c'è particolare attenzione alla ripresa delle lezioni in presenza nelle superiori. L'area gialla non è un liberi tutti, perché poi intanto in area arancione ci può tornare in un batter d'occhio, anche visto i nuovi parametri che sono molto più bassi rispetto a quelli precedenti, quindi si torna più facilmente. Ma in secondo luogo in questo momento noi dobbiamo salvaguardare la salute e dall'altro lato cercare anche con quest'area gialla di dare un pochino più respiro a quelle attività che invece in area arancione per esempio sono chiuse, parlo principalmente dei bar, dei ristoranti per esempio. Quindi se riusciremo a tenere questo equilibrio e questa attenzione riusciremo ad andare avanti, altrimenti purtroppo l'area arancione torna molto facilmente. La situazione è in miglioramento sia per quanto riguarda la pressione sui reparti ospedalieri, con la rilevante diminuzione dei ricoveri avvenuta negli ultimi giorni, passati da 703 del 10 gennaio ai 590 di ieri, sia sul fronte dell'occupazione delle terapie intensive, che rimane sostanzialmente stabile con 60 posti letto occupati rispettivamente alla punta massima di 69 dal 13 gennaio. Sul fronte dei vaccini invece questa settimana dovrebbero arrivare
arrivare circa 14.000 dosi di vaccino Pfizer e 1.300 di Moderna. Abbiamo aperto un'agenda vaccinale, devo dire, ed ringraziare tutto il nostro personale sanitario che è stato un grande affare per riuscire a fare moltissimi vaccini. Noi siamo una di quelle 4 regioni che ha superato il 3% di popolazione vaccinata. Stiamo andando avanti con molta forza, però tenendo sempre una scorta di precauzione, perché se non abbiamo i vaccini per fare le seconde dosi rischiamo di vanificare il vantaggio del vaccino stesso, e quindi ci siamo mossi con velocità ma anche con le dovute cautele. E calano vistosamente le positività emerse in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, così succede ogni lunedì. Sono emersi 129 contagi al coronavirus, 80 attraverso 1408 tamponi molecolari, 49 attraverso 489 test antigenici. Con le analisi molecolari la percentuale di positività è del 5,68%, del 10,02% quella attraverso i test rapidi. Sono 61 i ricoveri nelle terapie intensive, salgono anche i ricoveri negli altri reparti, 593. I decessi registrati oggi sono 20, a cui si aggiungono 4 morti pregresse nel periodo dal 12 al 29 gennaio. 10.655 le persone attualmente in isolamento, tra queste segnaliamo una classe della scuola primaria del Collegio delle Dimesse di Udine in quarantena dopo alcune positività riscontrate sugli alunni. Alunni ancora a casa al convitto Paolo Diacono di Cividale a seguito delle positività e delle quarantene di alcuni docenti, circa 250 gli studenti in didattica a distanza. Ed oggi è il giorno del ritorno in aula al 50% per gli studenti delle scuole superiori. Sono stati appositamente riorganizzati i trasporti, sono stati previsti presidi di polizia locale ma anche della protezione civile nei punti più sensibili. A Udine doppio turno di entrata e di uscita nelle scuole. Di fatto molte famiglie si sono organizzate per accompagnare a scuola i propri figli, evitando che prendessero i mezzi pubblici. Vediamo. I 2 turni di avvio delle scuole superiori alle 8 e alle 10 hanno ridotto l'arrivo degli studenti con i mezzi pubblici negli 8 punti della città individuati dal tavolo tecnico al quale partecipa il Comune di Udine. Uno di questi punti è il Terminal Studenti, dove al secondo turno sono arrivate anche corriere con 2 o 3 persone a bordo. Ragionevole pensare che molti genitori, molte famiglie si siano organizzate in modo da evitare l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale e fare uno sforzo ovviamente molto importante, portare personalmente i loro figli a scuola. D'altra parte però bisogna dire che è veramente evidente il grande sforzo fatto dalla Regione nell'aumento dei mezzi. Ci sono moltissimi servizi aggiuntivi creati proprio ad hoc per consentire agli studenti che non riescono ad arrivare autonomamente a scuola di arrivarci comunque in sicurezza. Pare che nella prima giornata non ci siano stati intoppi, ma i responsabili intendono confrontarsi per apportare eventuali modifiche. Abbiamo individuato 8 posti che abbiamo ritenuto essere maggiormente delicati, poi domani verificheremo se sono troppi o troppo pochi. Il monitoraggio avviene dalla parte della polizia locale con anche dei volontari della protezione civile, di altre associazioni, l'associazione dei carabinieri, della polizia di Stato, dei finanzieri, degli alpini. E prova superata al liceo Stellini di Udine, che ha anche attivato pre e post accoglienza per andare incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Per il primo giorno di scuola la prova è superata. Il dirigente del liceo classico Stellini di Udine è soddisfatto, ma al tempo stesso preoccupato per gli assembramenti fuori dall'istituto in attesa dell'inizio delle lezioni. Ci siamo resi conto anche oggi e siamo intervenuti più volte raccomandando appunto ai ragazzi di mantenere le distanze all'aperto quando sono ancora in attesa di entrare a scuola. Sono uscite le collaboratrici scolastiche e qualche insegnante appunto ricordando ai ragazzi di mantenere le distanze, perché questi sono i momenti, le situazioni di maggiore rischio, per cui insomma facciamo appello al senso di responsabilità di tutti i ragazzi.
La scuola si è anche organizzata per il pre e post accoglienza per adeguarsi agli orari dei trasporti. Noi abbiamo chiesto ai genitori di segnalarci quelle che sono le criticità determinate dal piano dei trasporti e in molti casi abbiamo assecondato le richieste dei genitori, i quali appunto proponevano di organizzare un'attività di preaccoglienza e di post-accoglienza per gruppi limitati di ragazzi, e questo noi abbiamo deciso di fare già a partire da oggi, quindi per quei ragazzi che arrivano a Udine con largo anticipo e quindi sarebbero costretti a aspettare qui fuori l'inizio delle lezioni, o i ragazzi che all'uscita sarebbero costretti a aspettare troppo a lungo i mezzi di trasporto, hanno la possibilità di sostare qui all'interno del nostro liceo, di essere vigilati da un docente e quindi di attendere il momento più opportuno per poter uscire e recarsi direttamente a prendere le corriere. E per organizzare al meglio i trasporti la Regione ha lavorato agli ultimi aggiustamenti fino a ieri pomeriggio. Sentiamo l'assessore regionale Graziano Pizzimenti. Fino a ieri pomeriggio abbiamo lavorato assieme, appunto, io ho lavorato assieme agli uffici per limare quelli che potrebbero essere gli ultimi problemi. Ci sono oltre 700 corsi in più, ci sono treni in più, ci sono corriere, percorsi di treni alternative. L'idea e l'obiettivo del Presidente Federica, ma poi di tutta la Giunta, è quello di far rientrare, come succede da oggi, i ragazzi in classe, ma farli rimanere fino a giugno. Questo sarebbe il massimo e nel frattempo, cioè in questo periodo di tempo, di cercare di aumentare la presenza sempre di più. Cosa vuol dire questo? Che il trasporto pubblico locale, quindi le corriere, i treni eccetera, sono stati tarati fino al 75% della presenza in classe. Se questo va tutto come si spera che vada, allora a questo punto possiamo aumentare la presenza e arrivare al 75% e magari anche il 100% fino a giugno. Come hanno vissuto questa giornata studenti e insegnanti? Abbiamo raccolto le loro voci al Kennedy di Pordenone. È una vittoria, è un primo passo e c'è comunque bisogno di stare attenti, però diciamo che comunque la scuola, il posto fisico è mancato, il ritorno sui banchi è comunque un grande traguardo, è molto, molto importante e molto bello rivedere anche tutti i nostri compagni e poter riprendere le lezioni in presenza. Come è stata l'esperienza della didattica a distanza che in parte continua e in parte no, fortunatamente? È abbastanza pesante, però per i tempi che correvano utile, insomma, è stato un rimedio molto utile, molto valido. Mi sembra che la prova sia andata molto bene, non ci aspettavamo sinceramente anche un dispiego così imponente di mezzi di trasporto e quindi è tutto filato liscio. Speriamo che non sia una falsa partenza. Li vediamo tutti mascherati, ma con l'entusiasmo di rivedere almeno la fascia oculare in presenza. Quanto le sono mancati gli studenti? Tantissimo, anche se devo dire la loro risposta in didattica a distanza è stata comunque molto molto positiva. È sicuramente diverso vedersi in presenza, anche per i prof che vedono le nostre facce, riescono più a capire se ci siamo oppure se abbiamo dei dubbi, perché comunque a distanza davanti alla fotocamera non c'è il contatto umano. E tirano un sospiro di sollievo almeno parziale anche ristoratori e baristi nel primo giorno di zona gialla in Friuli Venezia Giulia. Com'è andata la ripartenza oggi? Quali sono le aspettative? Di avere molto lavoro, perché la riapertura dopo tanto tempo in zona arancione ha pesato molto e speriamo di restare in zona gialla per tanto tempo e di continuare a lavorare come prima e meglio. Perché oggi, come avete riaperto subito, cioè effettivamente la clientela affezionata è ritornata immediatamente. Esatto, nonostante il lunedì sia una giornata un po' fiacchetta perché i negozi sono chiusi per tanti motivi, poi è freddo anche, quindi la gente si rintana nel bar e io sono molto contenta di aver riaperto e ho tante aspettative. Non è una situazione semplice per noi perché io, come parlo anche con gli amici così, non è un negozio di scarpe e di vestiti che sicuramente anche loro hanno i loro problemi, però un'attività del genere come prodotti freschi, con preparazioni, con cose è un attimino diverso, insomma, apri-chiudi non è proprio così semplice. C'è veramente poco da dire perché qua siamo un po', tra virgolette, un po' presi in giro perché apri-chiudi, chiudi-apri è un po' un sacrificio, insomma, no? Oltre alle spese e tutto quanto.
È ingestibile anche la situazione, c'è tutto il discorso, tutta la filiera anche dietro. Facevamo per l'asporto il fine settimana e per il resto abbiamo sempre tenuto chiuso. Senta, per quanto riguarda i ristori? Non arrivano, quindi siamo messi male perché non c'è nessun tipo di aiuto da nessuna parte. Nuovi pensieri nonostante la zona gialla per commercianti ed esercenti che lavorano all'interno del cittafiera di Martignacco. Il santo protettore del paese rischia di imporre la chiusura di bar, ristoranti e negozi già da domani, in quanto la festività religiosa verrà celebrata mercoledì 3 febbraio. Il DPCM in vigore prevede per le zone gialle la chiusura dei parchi commerciali nei festivi e prefestivi. Molti negozianti però non ci stanno, invocano una deroga o quantomeno di capire se il DPCM impone necessariamente la chiusura. Secondo loro non si possono paragonare festività nazionali come il Natale o la Pasqua a ricorrenze religiose di carattere locale, tanto più spiegano che il santo patrono non è riconosciuto per legge come festività nazionale. E con il ritorno alla zona gialla riaprono anche i musei. Siamo andati a Miramare, abbiamo incontrato la direttrice Andreina Contessa, responsabile di tutti i poli museali nazionali in Friuli Venezia Giulia, e con lei abbiamo parlato anche di Cividale ed Aquileia. Quasi 90 giorni di stop, un tempo enorme che oggi sembra finalmente passato. I musei hanno riaperto e il sole ha deciso di baciare Miramare e tutta la regione. Il parco in realtà è rimasto chiuso solamente nel periodo da Natale all'Epifania, il museo invece è stato condizionato come tutti gli altri in Italia. È riaperto Miramare, questa mattina riapre anche il Museo Archeologico Nazionale di Cividale e domani riapre anche il Museo Nazionale Archeologico di Aquileia, quindi tutti i musei nazionali della regione riaprono e esercitano il loro ruolo di servizio pubblico, sperando che il pubblico venga a visitarli. Sono occasioni uniche in questo periodo di pochissima ressa, di vedere con calma le collezioni, i capolavori e di, gustare l'atmosfera di questi luoghi unici. In Friuli, soprattutto ad Aquileia, stiamo lavorando ad aprire l'ultimo piano con una esposizione bellissima delle gemme che diventerà stabile, ma ne parleremo tra breve. E a Miramare stiamo preparando un focus on su Dante, perché questo è l'anno di Dante, e una mostra grande su Gerusalemme. Resta il problema delle limitazioni che impediscono agli stranieri di venire in Italia e soprattutto lo stop alle gite scolastiche. Sicuramente stiamo lavorando in perdita, ma proprio perché siamo un servizio pubblico cerchiamo di garantire comunque un'apertura, un servizio per tutto quanto è possibile. Sabato 6 febbraio il popolo delle partite IVA annuncia che tornerà in piazza per protestare contro le restrizioni imposte dal governo con le zone a colori. Alla manifestazione programmata alle 14:30 in piazza Primo Maggio a Udine parteciperanno commercianti, artigiani, esercenti, agricoltori, gestori di palestre e piscine. A comunicarlo è Cristina Pozzo, vicepresidente delle partite IVA del Friuli Venezia Giulia. Ed è partita oggi ufficialmente la lotteria degli scontrini, che assegna premi in denaro a chi effettua pagamenti elettronici. Un'accoglienza tiepida a quanto pare in Friuli, con pochissimi clienti che si sono presentati alle casse con il codice e non tutti i commercianti di fatto pronti per questa novità. Pagamenti elettronici e dita incrociate. È partita oggi la lotteria degli scontrini, concorso a premi ideato dallo Stato nel pacchetto Italia Cashless per incentivare le transazioni digitali con carte e bancomat. Ogni euro speso diventa un biglietto virtuale dopo aver richiesto un codice sull'apposito sito che poi va presentato al venditore, il quale deve essere abilitato. E i primi clienti con i codici si sono presentati oggi, seppur con il contagocce, alle casse. Ci sono stati già un paio di casi e ci hanno richiesto di passargli il loro codice e hanno partecipato al concorso. Basta schiacciare un tasto, si passa il codice del cliente e poi in automatico viene fuori nello scontrino. Prime estrazioni l'11 marzo, premi da 100.000 euro per l'estrazione mensile e da 25.000 euro a settimana, ma ci sarà anche un premio annuale da 5 milioni. Anche i commercianti, dove sono stati venduti i biglietti, saranno premiati. La speranza è che nei prossimi giorni l'iniziativa possa decollare. Attendiamo, perché almeno per il momento, essendo comunque un lunedì, facile che un po' il rodaggio e un po' la giornata particolarmente tranquilla, non abbiamo avuto ancora riscontri, insomma, ecco.
Secondo Ascom Pordenone al momento si è adeguato un negoziante su 2 in attesa dell'obbligo entro il 1 aprile. Aggiornare i dispositivi costa fino a 350 euro, non pochi in tempi di incassi magri causa pandemia. Non ci siamo ancora adeguati, ci sono costi e poi bisogna entrare in un meccanismo comunque tutto nuovo. Adesso in questa situazione qua non era il momento, era meglio aspettare. Faremo quello che possiamo fare, insomma, il possibile. Un'ambulanza della Croce Rossa viaggiava in emergenza con a bordo un paziente sospetto Covid quando nel pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Udine. Vediamo. Ha coinvolto l'equipaggio di un'ambulanza della Croce Rossa che viaggiava in emergenza con un paziente sospetto Covid a bordo, un incidente che si è verificato poco prima delle 15 di oggi a Udine all'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Martignacco. Per cause in corso di accertamento il conducente di una Golf è andato a schiantarsi contro la fiancata laterale sinistra dell'ambulanza. Il paziente che si trovava all'interno dell'autolettiga è stato trasferito all'ospedale con un altro mezzo arrivato in supporto, sempre della Croce Rossa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di via Popone per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Per i rilievi e la viabilità invece gli agenti della polizia locale di Udine. Ferito il conducente della vettura, assistito anche lui dal personale sanitario. Illeso invece l'equipaggio dell'ambulanza. Pesanti disagi per il traffico. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora. Una donna di 83 anni, Adriana Romanelli, è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione di Udine, in via Venzone. A dare l'allarme è stato il figlio, che l'aveva sentita la sera prima e che questa mattina non riusciva a mettersi in contatto con lei. A stroncare la vita dell'anziana un malore fatale che l'ha colta nella notte. Ed è mancato nelle scorse ore Onorino Pietrobon, l'ultimo reduce della nave Galilea, affondata da un siluro lanciato da un sommergibile inglese nel 1942 durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 17 gennaio aveva compiuto 100 anni. I funerali, ha reso noto la sezione ANA di Pordenone, si svolgeranno giovedì 4 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Quirino. Pietrobon si era salvato dall'affondamento del piroscafo che dalla Grecia lo stava riportando in Italia assieme al battaglione Gemona. Era la notte del 28 marzo quando la nave con a bordo 1329 persone si inabissò nelle acque dello Ionio. 1050 furono le vittime e solo 279 i superstiti, tra cui Onorino Pietrobon, originario di Castelfranco Veneto. Saranno ultimati in 3 mesi i lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale che collegherà l'Aipacco a Udine, un'infrastruttura del costo di 470.000 euro, attesa da anni dai cittadini della zona. È di 470.000 euro la spesa per realizzare la nuova pista ciclopedonale che collega l'Aipacco a Udine. Oggi il sopralluogo degli amministratori comunali che avevano inserito questa realizzazione nei loro programmi elettorali. E questa è una strada di comunicazione, le macchine purtroppo hanno una velocità che supera il limite dei 50 km/h, allora è importantissimo mettere in sicurezza i pedoni e i ciclisti. Sono iniziati i lavori che andranno avanti per 3 mesi. Questa pista ciclabile è lunga 800 metri circa, ha parecchie intersezioni con i privati, ci sono dei passi carai, verrà realizzata ad una altezza per sicurezza di una quindicina di centimetri, poi ci sarà un manto cementizio sopra, ci sarà anche una colorazione su questo manto. Dove arriveranno i lavori? Praticamente dall'intersezione con via Butrio fino al parcheggio proprio prima nel centro di Laipacco, dove c'è attualmente anche il campo di pallacanestro, dove c'è anche l'asilo. Alta adesione allo sciopero proclamato oggi alle acciaierie Bertoli Safau di Cargnacco da FIM, CGL e Wilm. Le sigle sindacali rivendicano un tavolo di trattativa per avviare un confronto su diverse criticità emerse in azienda riguardo la gestione dello screening, il servizio mensa e anche la
retribuzione dei lavoratori. Le segnalazioni e le comunicazioni avvenute fino ad oggi, secondo i sindacati, non sono bastate a migliorare alcune situazioni che definiscono gravi. In ABS siamo molto attenti affinché le nostre persone ricevano tutte le informazioni necessarie per valutare i fatti senza distorsione alcuna, scrive l'azienda in una nota. Siamo stupiti e rammaricati da quanto sta accadendo e non riteniamo adeguata la risposta sindacale, decisa tra l'altro senza l'apertura di un tavolo di discussione, ha detto Stefano Scolari, amministratore delegato di ABS. Nelle scorse ore, fa sapere l'azienda, è stata inviata a tutti i collaboratori una comunicazione interna con l'intento di fare chiarezza sulla gestione complessiva dei temi in discussione. Continuano le iniziative di solidarietà della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia attraverso la rete di Campagna Amica nel mercato coperto di Viale Tricesimo a Udine, nell'ambito di un'operazione messa a punto da Coldiretti Nazionale e Fondazione Campagna Amica. Sono arrivati in mattinata 60 pacchi di solidarietà, li vedete in queste immagini, da 30 kg ciascuno, per un totale di 1,8 tonnellate, contenenti scorte alimentari di cibo 100% italiano, destinate alle persone bisognose di aiuti in questa drammatica emergenza sanitaria ed economica. Si tratta di parmigiano reggiano, passata di pomodoro, legumi, pasta, riso, latte, agrumi, olio, miele, confetture e molto altro ancora, fa sapere la responsabile di Campagna Amica regionale Vanessa Orlando. Prodotti che verranno distribuiti alle famiglie in stato di bisogno sul territorio regionale in collaborazione con l'Associazione Banco Alimentare FVG, Associazione Famiglie Numerose ed Emporio Caritas. Un nuovo fossile è stato scoperto nei laboratori del Museo di Storia Naturale di Udine. Si tratta di un granchio di 20 milioni di anni fa riemerso tra le pietre provenienti dai depositi di arenarie mioceniche prelevati fra Frisanco e Meduno. Alcuni interventi di polizia effettuati su alcune rocce hanno messo in evidenza esemplari appunto di questo granchio. E per concludere, un nuovo appuntamento parte questa sera subito dopo il nostro telegiornale, un nuovo spazio informativo di Telefriuli. Dal lunedì al venerdì alle 19:30 è la volta di Sport FVG. Uno sguardo al panorama dello sport regionale con servizi, interviste, approfondimenti. Dalla Serie A con l'Udinese al Pordenone fino al calcio dilettanti. Ancora basket, pallavolo, calcio a 5, sci, ciclismo e tutto quanto fa sport nella nostra regione. Dunque appuntamento tra pochissimo con Sport FVG e poi come sempre il lunedì alle 21 appuntamento con Bianconero XXL. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito. Arrivederci.